Tra le tante iniziative di Leonardo, oggi l'incontro con Monica Maggioni che presenta il suo libro Spettri, uno spaccato di episodi internazionali che ritornano. Sì, diciamo che oggi per noi è la seconda giornata del nostro 8 marzo, lo abbiamo dedicato a Monica Maggioni, a questo incontro con un'autrice di spessore nel giornalismo italiano e non solo, ma soprattutto è un modello femminile. L'abbiamo invitata proprio per questo, perché riteniamo che presentare modelli femminili alle ragazze sia il migliore strumento, uno tra i migliori strumenti per combattere stereotipi e pregiudizi di genere. Monica Maggioni oggi qui al Teatro Pirandello di Agrigento in occasione di una presentazione del libro fatta dall'Istituto Leonardo. Ecco, parliamo di questo evento, cosa racconterà ai ragazzi. Il libro è un libro storico importante che parte dallo scorso avvenimento del 7 ottobre, che quindi diciamo più altri casi che menzioni. Eh sì, è un libro abbastanza impegnativo che racconta come nella storia quando ci lasciamo alle spalle le cose, non le vogliamo affrontare, prima o poi sono loro che tornano indietro e ci presentano il conto. È successo il 7 ottobre con la questione palestinese, succede in moltissime altre occasioni, parlo del terrorismo di cui ci dimentichiamo per lunghi periodi e poi dobbiamo rifarci i conti, insomma è un po' per dire che forse la storia vale la pena di capirla, di studiarla, di attraversarla per essere più in grado di affrontare il presente. Ecco, con più di mezz'ora ogni domenica Rai3 affronti temi diciamo, internazionali, non solo la guerra in Siria, ma ora c'è anche l'effetto Trump. Cosa dire? Beh, cosa dire? Dire che siamo di fronte a un mondo che sta cambiando rapidamente, molto più di quanto chiunque fosse disposto ad ammettere. È un momento in cui l'Europa deve capire che parte vuole giocare in commedia e tutti noi, perché molte sono le cose a rischio in questo momento e forse anche proprio il nostro modo di vedere le cose del mondo, il modo in cui abbiamo vissuto fin qui. Allora vale la pena di capire da qui in poi dove essere sulla scena globale e quale parte rappresentare. Quale messaggio acquisiranno i ragazzi leggendo questo libro? Ma io la cosa che vorrei che fosse chiara per i ragazzi è che viviamo in un mondo molto difficile da capire, ma nel momento in cui studiamo di più, capiamo, conosciamo i contesti, ci rendiamo conto che le cose diventano più chiare e che quindi è meno possibile diventare preda delle notizie false, delle fake news, di chi ci vuole raccontare una realtà parallela. Quindi questo più che mai è il momento in cui... Brodelli ci ha insegnato la lunga durata, ci ha detto che certi sistemi, certe strutture nella storia si ripetono. Lei oggi ci dice che c'è ancora peggio, ci sono spettri che noi dimentichiamo, seppelliamo e che poi però improvvisamente tornano e abbiamo a che fare con queste nuove realtà. Cosa dobbiamo fare? Come possiamo difenderci da queste... Ma forse il modo migliore per difendersi è quello di essere consapevoli di quello che ci circonda, di guardare in faccia la realtà, di non cercare le scorciatoie, di non lasciare che chi ci dice che bisogna decidere da che parte stare decida per noi. In realtà bisogna capire che stiamo vivendo in un mondo estremamente complesso e dentro quel mondo estremamente complesso dobbiamo guardare le cose in faccia fino in fondo per capire cosa fare. E per la scuola la didattica deve cambiare perché i ragazzi siano più consapevoli di queste emergenze, di queste realtà? Ma io non penso che ci sia da cambiare la didattica, penso che sia importante far capire ai ragazzi che nel momento in cui sono a scuola è il momento in cui stanno costruendo i propri strumenti per capire il futuro e per giocare da protagonisti la propria vita e non farla giocare agli altri. Okay.